portaci avanti, controllandoci e indicandoci la strada migliore. Ci mancherai tanto. L'addio della nipote è stato il momento più intenso della cerimonia funebre di Aldo Tognana. Assenti i grandi nomi nazionali, c'era però tutta la sua Treviso per l'ultimo saluto all'ingegnere. Ad attenderlo la sua gente, dal sindaco Conte all'ex Giovanni Manildo, gli ultimi compagni della Resistenza, generazioni di dipendenti, i colleghi imprenditori, rappresentati dalla presidente vicario di Assindustria Centro Veneto, Maria Cristina Piovesana, mentre non è passata inosservata l'assenza del nipote Nicola, che sulla scia di Aldo è stato presidente di Un'Industria Treviso. C'era Remo Mosole nel ricordo del mondiale di ciclismo dell'85 e con lui gli ultimi irriducibili dell'Unione Ciclisti Trevigiani. Un'omelia semplice, quella di Don Roberto Macatrozzo, che ha ripercorso tutta la vita del signor Aldo. Tu sarai intercessore e consolatore per i tuoi cari e per tutti noi, per questa comunità che hai tanto amato e per la nostra patria che hai onorato. Al termine della cerimonia, tra le voci che l'hanno voluto salutare personalmente, quella dell'amico avversario politico Giancarlo Gentilini, tra i primi a giungere in chiesa per l'addio. C'è una grande differenza tra la politica di noi due e di quella attuale. Noi abbiamo percorso la politica come una missione. Non abbiamo voluto scranni dorati parlamentari o grandi cariche. Noi abbiamo amato la città e i cittadini. Infine l'addio del figlio Antonio, che dopo un passato da pilota di rally da 4 anni è tornato alle ceramiche sulla scia di papà. Era convinto che la vecchiaia non significava dare anni alla vita, bensì dare vita agli anni, che per lui sono stati intensi, profondi e ricchi di contenuti. E per noi figli una vera fortuna averlo avuto così a lui.